Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Una buonasera e ben ritrovati per andare a dare uno sguardo all'andamento delle borse europee in chiusura e sull'andamento in generale dei mercati, con un andamento dell'indice di Milano FTSE MIB che è tra i migliori in contesto europeo, con una crescita di quasi l'1%, con un risollevamento preciso dello 0,93%. L'indice di Parigi, il CAC 40, segna un più 0,41, mentre la borsa spagnola vede un flebile rialzo dello 0,37%. Passiamo alla borsa tedesca, 0,31%, sempre in positivo. Anche l'indice del Regno Unito, 0,52% in aumento. E poi in chiusura, per quanto riguarda gli indici europei che teniamo in considerazione, l'Eurostoxx che vede un rialzo dello 0,30%. Vi ringraziamo per l'attenzione e ovviamente al prossimo aggiornamento. Avete ascoltato la chiusura delle borse,